Abbiamo voluto rifare questa edizione perché intanto abbiamo proposto un taglio diverso della carta, comprendendo anche la città di Conegliano, che nelle altre cartografie non era presente, e quindi privilegiare mettendo al centro le prealpi trevigiane, ma anche per aggiornare, diciamo, tutta la viabilità l'urbanistica che negli ultimi anni si è comunque sviluppata, e quindi era necessario rimodernare la carta precedente. Abbiamo notato che negli ultimi anni c'è stato un progressivo avvicinarsi allo sport della mountain bike, e noi già da una decina d'anni proponiamo sia sulla carta che sul retro dei percorsi georiferiti per questo sport, con i tempi di percorrenza, il dislivello, la lunghezza, quindi identificabili per le varie tipologie di bikers, e anche per gli arrampicatori oppure per chi va a cavallo, per il trekking, quindi per più tipologie sportive. E abbiamo voluto appunto porre in copertina anche il rifugio, perché è meta molto conosciuta e nota, fa parte appunto di questo nuovo riconoscimento mondiale che va valorizzato sia per il vostro territorio. Speriamo che anche a noi porti, diciamo, un po' di fortuna, nel senso, per il lancio di questa nuova edizione. L'importanza per noi non è tanto quella come pubblicità, ma tanto il fattore di poter dare risalto al nostro territorio, che ne ha espressamente bisogno, specialmente in questo periodo, e speriamo appunto che questa cosa possa essere una rinascita per il nostro territorio, che ha bisogno di persone e enti che credono nelle nostre potenzialità, nei nostri servizi che siamo capaci di dare e che potremo dare negli anni a seguire, e speriamo porti nuove gente a conoscere e a scoprire le nostre prealpi, che sono dei posti meravigliosi, hanno tanto da offrire e aspettano solo il turista che vuole stare in mezzo alla natura senza comunque dover andare a fare chilometri di distanza. Anche a 2 passi da casa abbiamo un paradiso che non sappiamo di avere. Beh, per noi è un'importanza fondamentale, è un onore e un orgoglio avere un'immagine di un rifugio alpino in copertina di una cartina, che si tratta di sentieri e di giri turistici nella nostra zona. È sicuramente un piacere, un onore, valorizza il lavoro e gli sforzi fatti in quest'anni da chi ci ha preceduto, dalla nostra amministrazione, ma anche da chi gestisce fondamentalmente il rifugio in questi anni, che ha valorizzato il territorio, per cui penso che sia un orgoglio per tutti e una soddisfazione, visto che poi questa cartina girerà nelle mani dei turisti, portare questa immagine del nostro comune nelle case e nelle mani dei turisti.